Ciao a tutti, un saluto ai fan di Fantaghirò, agli appassionati di cinema, agli appassionati di fantasy soprattutto. Io sono Carlo Grotti Trevisan, sono un regista, un attore, sono anche un surfista, ma questo non c'entra tantissimo con l'ambito di cui parliamo. Sono un regista principalmente di genere, penso fra i pochi in Italia, perché in Italia si tende a fare un cinema abbastanza stantio, abbastanza fermo, e vi mostro alcune cose che ho fatto. Ed è anche per questo che sono stato coinvolto in quello che vi spiegherò da Massimo, dal direttore del noto fan club italiano di Fantaghirò. Fra l'altro Massimo aveva fatto una petizione tempo fa che io avevo firmato per avere Fantaghirò 6. C'era una volta, tanto tempo fa, una guerra, ma non era la solita guerra, durava dal tempo dei tempi. Oggi volevo parlarvi di una news che ho letto sul gruppo di Massimo Mastro Giovanni legata a Fantaghirò. Hanno annunciato l'uscita di parrebbe un reboot di Fantaghirò, in cui si pensa che gli attori saranno quasi tutti nuovi e al massimo, per accontentare i fans, faranno fare un cameo probabilmente al vecchio cast. Io personalmente la trovo una scelta completamente sbagliata e vi spiego perché. Fantaghirò è un franchising che in maniera analoga si può ricondurre a quello che è Indiana Jones, a quello che è Star Wars. Quindi noi possiamo, secondo me, nell'ambito di quell'universo, di quel mondo, di quel racconto, creare una cronologia e quindi far invecchiare i personaggi, nel qual caso sono passati 20 anni, parliamo per esempio dei due Indiana Jones, o 30 anni, adesso non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo, comunque o 20 o 30 anni erano passati tra Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones e il teschio di cristallo. Cosa hanno fatto? Per creare un'alternativa l'hanno giocata sull'invecchiamento del personaggio, che non è più in grado di fare quello che faceva quando era giovane, quando Indy era quell'archeologo d'azione che saltava con la frusta, girava, combatteva eccetera. Adesso lo fa, ma è autoironico sul non riuscire più a farlo come prima. Star Wars può non piacere la nuova trilogia, a me non mi fa impazzire, però fondamentalmente hanno riutilizzato molti vecchi personaggi adattandoli a una nuova saga che è venuta fuori con i nuovi protagonisti, senza per questo dover fare un reboot, che non avrebbe nessun senso. Cioè, il reboot può aver senso quando magari un film è talmente vecchio e gli attori sono o deceduti o veramente finiti in un'età tale dove, se vuoi rilanciare lo stesso personaggio, non riesci a inventare nulla per queste esigenze che spiegavo, per cui ci troviamo in una situazione, a mio avviso, completamente sbagliata in Fantaghirò. Non è una serie di cui fare un reboot. Io tempo fa ero stato contattato proprio da Massimo per studiare quello che poteva essere un sequel di Fantaghirò. La saga di Fantaghirò è composta da 5 capitoli, diciamo un apprezzamento maggiore per i primi 4, e il quinto, per tutta una serie di motivi, ha generato del malcontento che poi ha fatto finire la saga, appunto, a causa anche di un discreto flop di ascolti rispetto agli altri 4 capitoli che sono sempre stati l'evento di Natale. Io possiedo sia le VHS che i DVD e ho conosciuto Massimo
il suo fan club proprio per le interviste presenti nel DVD. Quindi, come dicevo, è nato questo progetto, questa idea fondamentalmente su carta, perché non abbiamo mai parlato veramente con nessuno se non con dei tecnici, e l'idea era quella di creare un sequel che si agganciasse principalmente al quarto, accennando al quinto, ma senza considerarlo troppo, visto che è stato quello che ha rappresentato il flop della saga. Cosa è successo? 20 anni dopo, 30 anni dopo, ci inventiamo un gap di tempo che non necessariamente corrisponde a quello reale, anche perché gli attori, specialmente la Martinez, portano gli anni benissimo, per cui possiamo anche inventarci un gap minore rispetto al tempo che è passato dall'ultima uscita dell'ultimo Fantaghirò. E quindi niente, si è studiata una storia che poi poteva avere una linea narrativa dove i personaggi di quella volta erano affiancati da nuovi personaggi creati appositamente, proprio come ho citato poc'anzi Indiana Jones e Star Wars, ma poi ci sono anche tante altre saghe con cui hanno fatto lo stesso discorso. Per quello che ho capito invece no, hanno deciso di fare un remake, un reboot. Come ho detto, sono molto contrariato, non sono l'unico, ma quasi tutti i fan lo sono, anche perché Fantaghirò non lo fai per le persone nuove, lo fai per i fan dell'epoca. Poi in seconda battuta coinvolgi anche il nuovo pubblico, magari con una nuova linea narrativa, ma non fai un reboot a quella distanza senza considerare i fan dell'epoca. Devi basarti su loro, perché di base nasce per loro questo prodotto, ok? Tornando all'idea del sequel che avevo avuto insieme a Massimo, insieme ad altre persone, io avevo coinvolto un'equipe di persone che si occupano con me di progetti, perché io quando devo ancora partire con un progetto in pre-produzione si pensa a tante cose, ci si collegava anche a Lucca, dove io ho presentato molti progetti miei in anteprima, e purtroppo a causa del Covid questo progetto è un po' andato alla deriva, perché si è tutto un po' fermato e quindi tutto quello che erano gli sponsor, le persone che avevo coinvolto eccetera, si sono inevitabilmente un pochino fermate. Quando Fantaghirò è uscito per la prima volta io ero un bambino, quindi ho dovuto probabilmente rivederlo da più grande per capire la storia, per capire quello che succedeva, però ero già affezionato, già ogni anno volevo rivederlo. Quando ho iniziato a fare il regista, Fantaghirò ha sempre rappresentato sotto tanti aspetti, sotto la regia che era di Lamberto Bava, una regia bellissima di quel film, sotto certi aspetti narrativi, anche le musiche, tutto mi piaceva e tutto ispirava quello che io ho fatto, quello che è stato il mio lavoro. Quindi quando il progetto di poter girare un sequel di Fantaghirò aveva riscontri concreti, io sognavo a occhi aperti, per me sarebbe stato un sogno che diventava realtà, quindi come ho detto sono doppiamente deluso, non solo perché secondo me questa serie non deve avere un reboot, ma anche perché se si fosse fatto un sequel l'avrei diretto io probabilmente, quindi mi sarebbe piaciuto molto. Certo, eravamo ancora indietro, c'erano ancora tante cose da fare, ma le possibilità concrete c'erano. Ma non voglio perdere le speranze, perché anche se fanno un reboot non è detto che noi non possiamo comunque fare un sequel.